Facciamo stufare la cipolla tritata finemente con poco olio a fuoco medio. Una volta imbiondita, aggiungiamo il curry. Facciamo cuocere 4 minuti mescolando. Aggiungiamo la salsa di soia. Mescoliamo. Aggiungiamo la panna. Facciamo cuocere 1 minuto mescolando. Aggiungiamo il Philadelphia e mescoliamo. Correggiamo di sale e pepe. Mescoliamo e cuociamo altri 5 minuti a fuoco basso. Bolliamo il riso rosso in abbondante acqua salata. Tagliamo il salmone a striscioline di 1 centimetro. Tagliamo l'avocado a cubetti di 5 mm. Mescoliamo il salmone e l'avocado. Condiamolo con un goccio d'olio extravergine e mescoliamo. Aggiungiamo qualche goccia di limone. Facciamo riposare 5 minuti. Mescoliamo. Scogliamo il riso rosso. Lucidiamolo con un goccio di olio. Mescoliamo. Poniamo un coppapasta di 10 cm sul piatto da portata. Riempiamolo a 3/4 di riso rosso. Livelliamo con un cucchiaio la superficie. Poniamo il salmone e l'avocado sopra il riso. Decoriamo con qualche foglia di prezzemolo. Condiamo con la salsa al curry. Eliminiamo il coppapasta. Lucidiamo con un po' di olio extravergine. Buon appetito!